Allora, hai capito? No. No. Allora, i mari che bagnano la Sicilia sono: a nord abbiamo il Mar Tirreno. Chi? A nord abbiamo il Tirreno. E quando accattasti sto terreno? Noi abbiamo il Tirreno e io non ne ho saputo niente. A nord abbiamo il Tirreno, noi. E tu accattasti a nord con un partiamo mai, no? Ma che cosa hai capito? Il Tirreno è in mezzo al mare. Il picciolo si fece fottere. Disgraziato, il picciolo si fece fottere. Cretino, ora il terreno in mezzo al mare, non si bagna tutto, cretino. Non ci possiamo piantare manco un pedalino, cretino. Ma che c'è? La verità, ti mettono su callone e ti fottiere. Questa è la verità, la verità. Ma che c'è? Il Tirreno è un mare. Un mare di Tirreno accanto. Ma il nome del mare che a nord bagna la Sicilia si chiama Tirreno, no Tirriano. Il mare si chiama Tirreno. Però il Tirreno non bagna tutta la Sicilia. No, bagna soltanto un tratto della Sicilia, cioè il tratto che va da Trapani a Messina. Perché poi deve prendere il traghetto, giustamente. Chi è che deve prendere il traghetto? Scusa, come ci va all'altro lato? Il mare che piglia il traghetto? Dimmi come ci va. Allora. Che c'è? Da Trapani a Messina, perché a Messina c'è lo stretto. E ti fa male? Scusate, ora io lo dovevo dire. Dai. Ma che c'è? Lo so, è brutto, quando avvici è brutto. Ma che c'è? Non fare così, che ci sono le telecamere. Dai, finisci. Tu lo sai che devi fare? Che devo fare? La mattina, La mattina. prima di... Ci devi mettere un po' di olio a giro, capito? Così... Ma dove? Perché? Non lo so, tu l'hai detto ce l'ho stretto, che l'ho detto io. Ma c'è lo stretto a Messina! E tu giri! Può essere che il mangiare di là! Ma che c'entra il sono scusa? Insomma, tu l'hai detto ce l'ho stretto, davanti a tutti, tu l'hai detto. Ma no io! E chi? Messina! E perché ti picchi pensare là? Ma perché? Ma perché? Io non lo capisco. Il mar sei ignorante. Io? Tu sei cretino. È che tu l'italiano lo sei tu che No, non mi fai capire quello tu con che dici. l'italiano si sciagliato. No, sei tu. Tu l'italiano non lo capisci. Tu l'italiano non lo mastichi. E io maghiutto sano, E il mare che a est bagna la Sicilia è il Mar Ionio. Ora, il Mar Ionio e il Mar Tirreno si congiungono nello stretto di Messina. Infatti a Messina abbiamo Tirreno-Coionio. Non si possono dire queste cose. Che cosa sto dicendo? Sto parlando di geografia. Allora dillo in italiano. Non sto parlando allora in dillo italiano. in italiano, Tirreno o testicolo. Non che si c'entra può niente. dire. Capito? Allora, a Messina abbiamo la congiunzione dei due mari che sono Che Tirreno con Ionio. Tirreno. Però attenzione perché Tirreno, Ionio e là sotto c'è la punta che si trova in fondo. Quindi Tirreno con Ionio e la punta che è là È sotto. sbagliato. Sì, non è no? sbagliato. È Tirreno, la punta e lo Ionio è stato sempre su. Non è così, è no, Tirreno, no. la punta e lo Ionio è No, stato no, è Tirreno con Ionio e la punta è da sotto. Tu hai 40 anni che sei messo, te sta sotto e per all'aria. Senta, Non non hai c'entra, capito, tu non hai capito, guarda, niente, no. tu. Tu non hai capito. Ognuno di voi è stato 9 mesi della propria vita nel grembo materno, 9 mesi nella placenta. Vanno fatto fare la cura per i capelli prima ancora che ce li avevate. 9 mesi della vostra vita a pensare di che sesso sono, di che sesso sarò. Comincia a pensare, sono una donna, forse sono una donna, certamente sono probabilmente una donna, sono una donna dentro un'altra donna. Che cazzo sono, una matriosca? No. Allora sono un uomo. Se sono un uomo devo avere il pisellino, pensi al pisellino, cerchi questo pisellino al buio nella placenta, becchi il cordone ombelicale, lo scambi per il pisello e cominci a pensare: Madonna! Che fenomeno! Invece non è così. Non è assolutamente così, perché appena arrivi al mondo arriva un medico che spinti da uno schiaffo dietro la testa, secondo lui per farti respirare. Dopodiché, ti taglia il cordone ombelicale, che tu non sai essere il cordone ombelicale, dici: mi tagli il pisello proprio adesso che lo potevo vedere. Dopodiché arriva un'infermiera bellissima, procace, bionda e splendida, si mette il bortalco in mano, ti fa così sul pisellino per 5 minuti senza essersi neanche presentata, non ti capiterà mai più in tutta la vita. Mai. È garantito. Non succede. No, mi sto pigliando sta linea, brava Vanessa. Sì, Ora, brava, gentilmente, visto che le nostre genzaline stanno scoppiettando, vorrei sapere innanzitutto, prima di tutto, tanto per incominciare, quanti anni c'hai? Io ho 27 anni. 27 anni, Sì. bene. Di che segno sei?
Di che segno sei? Vergine. Di unni. Prego. Di unni chiami. Chiamo Domaletto. Oh, sono molto Grazie. contento perché finalmente posso Grazie. approfittare per salutare i miei amici di questo ben ridente paesello No, no. alle pendici Ma del come letto. ce l'ho? Questo conosco anche bene molto il Ma come sindaco ce l'ho? che è molto amico mio. Sì, Domaletto. Baletto, bel posto, bel posto. Sogno cuccata e confluenza. Domaletto. E allora mi dici di maletto che mi pareva che ero paese. Domaletto, come sapi sentire? Mi chiami per problemi di salute? No. No. Già sai. Chiamo per il mio ragazzo. Scusa, non ho capito bene perché c'è una differenza. Chiamo per il mio ragazzo. Scusa, per saperlo, come si chiama il tuo ragazzo? Il mio ragazzo si chiama Macco. Come? Macco. Macco! Ci dico Macco, no? Sicuro che non è Ci Triaga? dico che è Macco. Vabbè. Tranquillo. L'importante è che sia Marco. Esatto. Benissimo, Sì. e allora a questo punto tu Sì. mi chiami per il tuo ragazzo? Sì. Problemi di salute? No, in generale non sento manguna stasera. Senta, ma come ce l'ho? Il mio... Problemi d'amore? No, problemi di travaglio, ma come ce l'ho? Esatto. Problemi di lavoro? Sì, io C'è ci stato. perfetto. Senti, il mio ragazzo Sì, Marco sì. ha una vita che fa concorso, no? Sì. Ha una vita che fa Ho concorso. Vuol dire capito. una volta che ne vince uno, ma come cielo? Vuol dire una... Ma a finire di portare animale allo studio! Sì. Ha una vita che fa concorso. Scusa un attimo, Sì. c'ho qualche problema con qualche animale. Ora vorrei sapere di lei, i Sì. gatti che dicono, ma come cielo? Non ho capito io l'ultima cosa, Sì. hai detto qualche cosa, non ho sentito. Sì, io do una vita che fa Oh, concorso. ho capito Vuol perfettamente. dire una volta che ne vince uno, ma un come momento. cielo? Allora vuoi sapere per il lavoro? Perfetto. Benissimo. Perfetto. Attenzione, Avanti. allora vuoi che ti faccio Sì. le gatte? Innanzitutto Sì. dimmi, il tuo ragazzo Marco, Sì. quanti anni c'ha? Io c'avevo 47 anni, ma come Che cielo? 47 anni. Esatto. Che carosito. Il mio ragazzo. No, dico, di che Sì. segno è lui? Come? Di che segno è? E disegno io a risulta del granchio. Si dà arrangiare. Sì. A risulta del granchio. Ma quale granchio? Cancro. Che tu lei? Non c'entra, dico, si chiama così. Scansate. Ti prego, attenzione. Allora, un momento, attenzione, ti faccio le carte. Sì, Vedo lei quello che vedo, lei che vedo, attenzione. Sì. Attenzione, ti faccio le carte, Sì. Attenzione, attenzione. Sì. Vedi questa carta? Non si vede niente. La carta del tesoro buono. Che lei sa cattasse carte che un meglio che stanno fedendo, ma come cielo? Sui meglio carte che c'è su. Esatto. Dell'ultimo triviluvio. Prego lui. Sì. Vedi questa altra carta? Sì. Sì, e chi vuol dire? E che ne sai, ci dici Io lo lei? dice sì. E che ne sai? Che è scema completa. Sì. Dunque, cara Vanessa, Sì. attenzione. Sì, sì. Vedo, leggo, Sì. vedo, vedo, leggo. Sì. Questa carta Sì. vuol dire, ecco, bravo, inquadra la carta. Perfetto. Vediamo se sei bravo, picchiala. Perfetto. No, Sì. dicevo per dire. Sì. Allora, Ah. non saprei. Sta facendo È fuori scasso questo, ecco, questo cameramin è un po' ballerino. Sì. Fermola. Fermi. Vedi questo? Ancora. Sì. Vedi questa carta? Sì. Questa carta vuol dire catene. Catene, mamma, scrive catene. Che scrivi? catene. Che scrivi? Che non capisci Ma che scrivi? Non c'è bisogno di scrivere. Catene. Quello che dico io è importante. Sì, Catene. perfetto. Vedi quest'altra carta? Sì. Guarda la carta. Perfetto. Bravo. Sempre a testa sotto. Sì. Quest'altra carta è macigno. Macigno, che bene dire, mazzacane. Brava. Perfetto. Mazzacane. Mazzacane. Leggo, vedo, leggo. Sì. Che devi prendere praticamente Sì. una bella catena. Perfetto. Molto robusta, Perfetto. mi raccomando, Sì. una certa robustezza, Certamente. non molto grossa, Perfetto. come si deve. Sì. A un capo della catena, Uè. Uè. a un capo della catena, Sì. me lo da scatola, non ti fotto andare la macchina. Me lo- me Senti, lo- ma come cielo, sogno io. Eh? Sto venendo. Come? Ma come cielo, sogno io, precisa. Mi pareva che si stavano fottendo la macchina. Perfetto, grazie. Ah, fai lei. così tu, Gioia? Sì, grazie. A bella fai. Grazie a lei, Minchia, famiglia. complimenti a San Marco. Perfetto. Non da ciò, zoo. Sì, grazie. Complimenti, Grazie cara a lei. Vanessa. Grazie.
Bene, allora dicevo, Sì. a un capo della catena Sì. ci deve legare il macigno, Perfetto. il mazzacane, Perfetto. molto bene stretto, Esatto. mi raccomando. Perfetto. L'altro capo della catena, Sì. benissimo, Sì. lo devi legare al collo del tuo ragazzo Macco. Dogodu. Yes. E poi. E poi lo fai sbalangare a mare, non è che chiaudo. Grazie, Paco Mazzini. Prego, si figurasse, Grazie, faresse. lei, famiglia, ora sì. Grazie. Grazie, noi vi salutiamo. Vi ringrazio ancora una volta, vi ricordo che potete anche contare sui miei fizzi d'amore. Facciamo i fizzi d'amore all'arancia di mare, alla fragola, alla bicocca, alla pesca, come volete voi. Ciao e buonasera. Cioè, vi siete mai chiesti? Siamo a meno 18 e voi altri ancora non ve ne siete accorti. Siamo a meno 18, che cosa? Mesi al 2000. Cioè, mancano 18 mesi o 2000, carosi. Datevi una regolata. Cioè, ma guardi, io quando ero piccolo mi dicevano, sa come siamo un dorumila. Sa chi facciamo un dorumila. Andiamo a fare un dorumila. Cioè, fra 18 mesi è un dorumila. Cioè, è pazzesco. Cose incredibili. Cioè, la televisione ne fa passare un spot dal Banco di Roma. Chissà che arrivano nella città del futuro. Snetuz, snetuz, snetuz. Ma chi snetuz? Guarda, immaginate, del 1 gennaio dormire a Pecanetto. Miccirino che passa davanti a Stanano e ci fa snetuz. E se lascia correre una iangata, andava faccia. Un anno viene a qua, quando a quartiere si dice sempre Sabina Riga. Perciò, un Sabina Riga non si può cangiare. E poi, in effetti, questa è una cosa però vera. Il ministro Burlando ha promesso che il 1 gennaio del 2000 sarà inaugurata la metropolitana a Catania. La metropolitana a Catania, Carusi. È per 10 anni che gli si scassano. Hanno fatto scasso negli e come hanno scassato. A domandateci la chiede dove a Leonio come hanno scassato. Che ancora stanno gemando. Io per la curiosità una domenica mi organizzai a uso gita. Infilai un paio di scappi di tennis, udemmo su con l'acqua e trasì da sotto. Mi sono avventurato. È bellissimo, una cosa fantastica. Ci sono praticamente gli scale di marmo, i visoli in te mura, un cancelletto direttamente che fa passare i cristiani a uno. C'è ancora di più la macchinetta che esce i biglietti sola, i binari arruggiati. Non si sta di chi manca. Un treno cavo come viva. Ora io dico, perché la prima? La pittura è mezzo e mezzo. Come si fanno ora a fare la zazzera? Sta locomotiva che vagone. È come uno che sa praticamente a nave in sa bottiglia. O ci mettono la nave e ci fanno attorno a bottiglia, o nunca praticamente l'hanno a pigliare a pezzo e pezzo e l'hanno a fare zazzere di Inza. E se le una la vita. Cioè praticamente io mi immagino sti mischini che ora cominciano a trasire in rota uno a uno. E poi ci mettono i sospensioni, i siti li portano uno a uno. E poi, salvo, considerazioni a margine. Dopo che ne fanno questa metropolitana, con che sta succedendo che è tenere questi tempi? Ma no, out, ne conviene. No, perché poi io inizio a pensare, a divagare. Io mi ricordo quando a Catania c'erano i filobus. Chi se lo ricorda i filobus a Catania? Era bellissimo. Cioè praticamente quando dei ruasti scavallavano da filo,
c'era praticamente una partecipazione collettiva che voleva Giochi Senza Frontiere. Scendevano tutti pari. E allora c'erano tutti pari che cala! Acchiana! Cala! Acchiana! Fino a quando arrivava chi tipo che io cavo jolly. Ci penso io! State muti, fai chiedo che muore con io che non me ne pentite. Arrere! Avanti! Avanti! Arrere! Con davanti arrere avanti! Praticamente se ne uno tutti che salutavano e arrestavano solo chi non che era dentro al filobus che poi chiamava Fulinia. Però, in effetti, un lato positivo ce l'abbiamo. Anzi, a proposito, viene una cosa. A proposito del tempo. Lo sapete perché il meridione... Perché il meridione si chiama il Mezzogiorno d'Italia? Perché praticamente tutti i soldi che hanno stanziato se l'hanno mangiato a tavola. C'era pure il ministro per il Mezzogiorno. Io mi immaginavo con un guppino che arava coppa a destra e a sinistra a cui voleva mangiare il chiossai. Meno male che non lo vanno. No, ma veramente il lato positivo è un altro. Cioè io ho saputo che c'è gente da 3 anni, che si è prenotata per la modica cifra di 15 milioni il volo sul Concorde il 31 dicembre del 1999. Perché era così festeggiano 2 capitanno, uno a Parigi e l'altro a New York. Burlando se ci permette che non è una metropolitana, ma che non è a Catania per la modica cifra di 2.000 lire. Ne festeggiamo 2 caporanni. Una a Piazza Galatea e l'altra a Buco. Ma che bomba! Io ora sto con la signora Enza e l'aia. È talmente l'aria che quando taglia la cipolla un chiancino, chiancia la cipolla, chiancia. Vero? Allora, America no. E gentile ascoltatori, sono Americo legato da Torino. Attenzione, tira di zinare sulla faccia così tanto e volava. Poi a un certo punto c'era Ciotti. Gentile ascoltatori, sono Ciotti collegato da Torino in questo istante, attenzione 0-0, attenzione 0 di zinare sulla faccia. E poi c'era attenzione, attenzione. Sono Luzzi da Messina, che pareva che c'erano i tragedi. E poi c'erano le varie interviste. Bearzot, no? Tu ogni volta a me dici, allora il Bearzot ci dica con questi termini, Bearzot. Sì. Se mi cosa fa la partita. Mi cosa fa gol. C'era questa cosa. Vabbè. Poi c'era, vi dico, uno dei cantanti, Baglioni, no? Io mi divertivo dato... E poi lo dobbiamo riprendere questa cosa delle imitazioni. E Baglioni lo conoscete tutti, il cantante più tragico, proprio quello Baglioni, che era tutto lui, quando balla è tutto completamente... L'avete visto? Ma è Baglioni che balla, c'è la musica e non c'entra niente, vi fate so... Una canzone, facciamo Avrai, voi fate... È che siamo senza musica, dai. Avrai un telefono vicino, che vuol dire già aspetta, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da... Grazie. Ora facciamo questo schema e seguite questo schema perché allora non si capisce nulla. Catanesi siamo noi, Mammoriani 2 sottogruppi e Monfiani. Descrizione dei mammoriani. Parola d'ordine, mammorra mama. Descrizione. Capite tagliate a suppera. Rombe, quadrate, nome e cognome e chiette da testa perché quando erano lì erano saggi queste piccerette, no? Scooter a mezzo alla confusione. Mammorra mama. Andappa uno specchietto, si fermano. Ma tu sai così chi stia? A Ucca dare ricchi, non stai così. Una volta ci disse, scusami, che ti venne non mi paresse, no, vizio da piccolino. Poi tutta acetata, orologio d'oro, collane alla Ciancimino. Quando parlano che cellulare, sì, pronto, mamma, mamma, mamma.
Quando stiamo la vista di ogni nel sull'onore della tomba di mia pace, a suo pace vicino, con tutto così, ma scusate, talmente è l'abitudine, no? Pure quando entro in discoteca, con la cutoletta da fuori, bare pieppo, hai veduto lui, sì. Ora mi faccio. Poi la camminata è molleggiante. E questi sono i mammoriani, i monfiani, quelli che subito della via Monfalcone, che parlano con la lingua tra i denti. E uno li riconosce subito perché hanno giubbotto pesantone che se uno ci appoggia già si frattura il nazzo. Zeppe tante, infatti una volta mi venne una con trauma cranico, ci incidente stradale, no, cascaire e scappi. Lingua tra i denti dalla serie, ma che sei pazzo? Che ora di la bocca, perché si vistono magari i mutandini, ma... Che sei troppo pazzesco! Che ma certo che mio padre mi porta troppo paranoia, ma te ne rendi conto? Poi sentite come ieri sono stato al Macintosh e tu all'Empira. Senti, mi sono fatto il piercing. Dove? Qui. Oh, è delizioso. Senti, c'è mio padre, io non ce la faccio più, ma te ne rendi conto che non vuole che io mi ritiro alle 2? Lauza, hai ragione. Però ieri gliel'ho detto a uno dei 60 anni, tu non hai capito niente della vita. Che ma sei troppo pazzesco. Ieri hai conosciuto a Marco? Sì, però hai il brufolo in faccia. Allora, io per farvi questi monologhi quest'estate me ne appaghire alle capannine, alla cucaraccia, alla pigna in testa dove c'erano le tettone. Ma c'è quella che ha un culo. Sì, ma non ha le tette due, andiamola a salutare, va? Ciao, Mbare, come stai? Bene, perché? Perizoma, no? E tu? Ma niente male. Poi abbiamo anche i fusti delle spiagge, no? Tutti che si chiamano Marco, Andrea, Joseph, da gatti d'identità, Pippa, Razzi e Cammelo, giusto? Tutti quelli messi così, che noi, gente normale, battiamo le mani così. Id invece, sei forte. Poi se batte uno, mischino come a nuovo, no? Scusi, per il Lido Roma... Tutta la massa muscolare. Lì. Grazie, prego. Per il Lido internazionale. Lì, grazie, prego. Ciao, come stai? Da Fungia. Poi noi vediamo che queste persone ogni 5-10 minuti scomparono, perché se no hanno dei cabini. E poi vi riprendono di nuovo. E fanno sta vita, tutta aiunnata, e noi altro che ne facciamo un bagno. Ora, mi sono ritrovato io in un bar di via Monfalcone per fare colazione e c'ero io, un mammoriano e 2 monfiane. C'ho quella là, senti, ma te ne rendi conto mio padre? Hai ragione, se io fossi al posto tuo lo ammazzerei. Non è che ci dici no è tuo pace, metta la pace, no, è un funge ancora che sai, no? Non è che ci dici lascia perdere, hai ragione. Anzi, se vuoi ti posso procurare un pugnale. Fai bene, vabbè, immaginate un bacio famiglia, quasi di pigliarle e ammazzarla a giangati e farlo inghare tanto, no? Comunque ieri gliel'ho detto a mio papi,
papi, io me ne vado a vivere da solo, Domischino è lì, c'è come da papi, giustamente, ci viene spontaneo, no? Perciò, piglia, mentre che c'erano queste cose, un Moriano dice che c'è crisi, ora miss. E si avvicina, no? Lo posso dire, ora mi zicco. No, perché per sta gente i femmine ci parlano giovani, no? Ora mi zicco. Perciò, e abborda queste due monfiane. Scusate, e chi te pare che Mucco non la pone? Lo conosci? Io no, e tu neanche. Scusate, siete usciti dal bar? Perché? No, perché tutte e due sembrate due babà. Ci voleva avere luce, no? Sentite, ce la possiamo aprire una comitiva, che guardate per una bottega, che guardate. Scusa, si battono quello, senti, ma di dove sei? Sei troppo Zeus. Senti, ma sei di Picanello by Night? O di Fortino Time perché c'ho l'orologio, Fortino Time. Poi ci visto un bello orologio, hai una bella macchina del tempo, lo sai? Sì, hai 128 ore in anno. Si va... Poi sono entrati un po' in confidenza. Scusami, hai un po' di fumo? Sì, al lip della mammita.